Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. È finita dopo 30 anni col blitz del ROS dei Carabinieri la latitanza di Matteo Messina Denaro, arrestato questa mattina all'interno della clinica privata La Maddalena di Palermo. Nel frattempo arrivano dettagli dell'operazione. Avvicinato dai militari, ha confermato la sua identità. Un lavoro di squadra, risultato di anni di impegno, di indagini e frutto di un difficile e complesso lavoro di coordinamento, ha detto il pubblico ministero De Lucia di Palermo. Nella storia di Messina Denaro, fra i fatti di sangue e l'ascesa al potere nel mondo di Cosa Nostra, rilevanza hanno avuto i legami con la politica e l'imprenditoria. Il 28 novembre del 2013 il collaboratore di giustizia Giuffre riferì che l'archivio di Totò Riina, trafugato dal covo del boss nel 93 dopo il suo arresto, finì nelle mani di Messina Denaro, erede del boss corleonese. E proprio 30 anni fa veniva arrestato Totò Riina dopo 24 anni di latitanza. Il boss, in carcere fino alla sua morte nel 2017. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato questa mattina al ministro dell'Interno e al comandante dell'Arma dei Carabinieri per esprimere le sue congratulazioni per l'arresto del super latitante. E chiudiamo con la tragedia di Castel di Judica nel Catanese. Un uomo di 62 anni, Giuseppe Marino, è morto in un incendio divampato nella tarda serata di ieri nel circolo privato che gestiva nel centro del paese. Nell'incendio, causato forse da una fuga di gas nella zona di cottura, è rimasta ferita alle braccia una ragazza di 12 anni che è stata trasportata all'ospedale di Caltagirone. È stata aperta un'inchiesta. E con questa notizia per adesso è tutto. Grazie per averci seguito e arrivederci.